Spingono sull'acceleratore Casugana e ATS sul fronte dell'espansione della rete fognaria, tanto che qualcuno parla già di tunnel per la nuova condotta sotterranea che collegherà l'area del centro storico e quella della tangenziale a una profondità di 9 metri. Gli scarichi del centro città potranno così raggiungere il depuratore, opera da 15 milioni di euro che prevede cantieri solo a monte e a valle, vale a dire da via Tasso sul Put a via Polveriera. Nel mezzo la condotta si scaverà per così dire da sola con l'impiego di una talpa meccanica, la versione in piccolo di quelle impiegate in autostrada o nei cantieri della TAV. È una tubazione autoperforante che è una tecnologia che si chiama microtunneling, che ci consentirà di attraversare il Sile passando sotto il Sile e quindi finalmente collegheremo il depuratore al centro storico. Quindi questo sarà il collettore che poi anticiperà in un futuro la realizzazione delle fognature all'interno del centro storico. Sviluppo della rete fognaria fondamentale, ricorda Conte, per i parametri che definiscono la qualità della vita in un territorio. Treviso è spesso e volentieri penalizzata per questa mancanza, motivo per il quale l'amministrazione in questo mandato ha investito molto su questo fronte, incrementando la copertura di utenze allacciate. Passeremo dal 33% di inizio mandato al 60% come obiettivo che ci siamo posti per fine mandato, che credo che sia qualcosa di davvero straordinario.